studentessa 17enne in sella alla moto si scontra con un'auto e muore sul colpo. Ieri sera in provincia di Rovigo nell'auto ribaltata aveva perso la vita una ragazza di 24 anni. Disoccupato trova per terra in piazza Rovigo uno zaino con 1.300 euro in contanti e oggetti di valore. Non esita a consegnarlo alla polizia. Rintracciato il proprietario che lo ha ricompensato. Il carcere minorile di Treviso, dopo i gravi fatti di martedì sera e a rischio chiusura, era noto che i minori detenuti erano violenti. Bisognava intervenire prima, dicono, dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Nella Marca trevigiana la vice ministra degli affari esteri Sereni in visita ad un impianto di trattamento rifiuti. È stata l'occasione per parlare della guerra in Ucraina e del ruolo dell'Italia. Recensione del cliente di una bruschetteria vicentina, disagio per aver dovuto cenare vicino a dei gay. I titolari del locale di Malo: non torni più. Intanto fa coming out all'influencer Canale. Oltre 150 operatori impegnati a Padova, record di 17 trapianti in 48 ore, con pazienti arrivati da tutta Italia. A Rovigo ha inaugurato l'ampliamento del pronto soccorso realizzato in 3 mesi. Battesimo del volo per il nuovo marchio dell'intesa programmatica d'area terre di Asolo e Montegrappa, portato su un parapendio da alcuni sindaci tra Borso e Romano Dezzelino. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo, l'avete sentito anche dai titoli, con la cronaca, con il drammatico incidente stradale accaduto nel pomeriggio nel Trevigiano, per l'esattezza a Salgareda, dove ha perso la vita una ragazza di appena 17 anni. L'impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato alcuno scampo. È morta sul colpo Samantha Renon, studentessa 17enne di Cessalto, che alle 14:30 si trovava in sella alla sua moto in via Arzeri a Salgareda quando si è schiantata contro l'auto, una Ford Fiesta rossa guidata da un 35enne di origini albanesi. Sul posto ambulanze ed elicottero del SUM 118, gli agenti della Polstrada e anche il sindaco, allertato da un residente che in un primo momento, accanto ad alcuni volontari, ha deviato il traffico. Una bambina di 17 anni che non lo so dove andasse, ovviamente transitava di fatto da Arzeri verso il campo di Pietra, e il signore invece, che veniva da Salgareda, ha svoltato e dopo le fasi dell'incidente continuava a dire che non l'aveva vista, ma così, da quello che posso vedere, tutti e due andavano piano, insomma è stata proprio, lui continuava a dire non l'ho vista. La dinamica è comunque al vaglio della polizia. Chiaro che si proceda per omicidio stradale in modo da non lasciare nulla di intentato. Samantha frequentava l'istituto Sansovino di Oderzo, lascia ai genitori Luca, autotrasportatore, originario di Motta di Livenza, e Diana, impiegata di ragioneria per un'azienda. La famiglia ha vissuto tanti anni a Ponzano Veneto, comune di origine della madre della 17enne, prima del trasferimento a Cessalto. Sul luogo della tragedia sono giunti sia genitori della giovane vittima che dell'automobilista. L'ennesimo dramma sulle strade della Marca, un'altra ferita che si apre. Una tragedia per tutti. Io da lontano ho visto anche, mi sembrava la mamma, sono sincero, anch'io, vabbè, lasciamo stare. Sono proprio sotto shock. Sì, mi dispiace davvero tanto. E nella serata di ieri un'altra giovane, una 24enne di Badia Polesine, ha perso la vita in un incidente stradale a Castelmasse, in provincia di Rovigo. Diana Galicai, di origini albanesi, era alla guida di una Volkswagen Loop quando ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata su un fianco contro la recinzione di un'abitazione. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il SUEM, ma per la ragazza che lavorava nel magazzino di Amazon a Castelguglielmo non c'è stato più nulla da fare, in corso di accertamento le cause del sinistro. E un altro incidente mortale ieri sera a Teglio Veneto, un incidente sul lavoro in qualche modo, a perdere la vita un pensionato di 64 anni trovato sotto il proprio trattore. Stava trainando un albero forse troppo grosso che con tutta probabilità ha fatto rovesciare il trattore. Una caduta che non ha lasciato scampo a Renzo Tesser, pensionato di 64 anni, che ieri sera è stato trovato morto incastrato sotto il mezzo, a Cintello, frazione di Teglio Veneto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne rimasto schiacciato sotto il trattore. Insieme a loro anche i carabinieri di Portogruaro, che stanno eseguendo le indagini. Dalle prime informazioni acquisite sembra che Tesser stesse eseguendo dei lavori per conto proprio, quando il mezzo si sarebbe rovesciato in fase di accelerazione, perdendo stabilità e senza lasciargli scampo.
Disoccupato e seguito dalla Caritas, pur trovandosi tra le mani un piccolo tesoro, non ha esitato a consegnarlo in questura perché fosse restituito al legittimo proprietario. L'episodio a Rovigo, protagonista un 30enne marocchino che in una piazza del centro ha trovato lo zaino abbandonato, lo ha portato alla polizia. Dentro un portafogli che conteneva 1.300 euro, un tablet ed effetti personali di valore. Il proprietario è già stato rintracciato, si tratta di un giovane noto imprenditore rodigino che nel frattempo aveva già perso ogni speranza di ritrovare lo zaino contenente anche importanti documenti di lavoro. L'imprenditore ha incontrato il 30enne riconoscendogli una giusta ricompensa. Torniamo a quanto accaduto martedì sera nel carcere minorile di Treviso, perché dopo quei gravi fatti ora la struttura è a rischio chiusura. Era noto che i minori detenuti fossero violenti, bisognava intervenire prima, lo dicono dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria. L'incendio è stato violento e ha interessato quasi tutta la zona comune. Credo che il futuro dell'IPM di Treviso sia Rovigo. Rimarrà forse il CPA, il centro di prima accoglienza. Secondo me l'istituto per minori di Treviso rischia seriamente di essere chiuso. I danni sono tanto ingenti e i fatti così gravi che potrebbero portare alla fine di una storia decennale, quella della sezione minorile del carcere di Santabona. A dirlo Giovanni Vona, segretario regionale del SAP, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Quanto successo però martedì sera con la rivolta dei giovani detenuti causa la scarsa qualità del cibo, più che un fulmine al ciel sereno, è stato un epilogo annunciato. Nel caso specifico a Treviso si era concentrato una presenza di soggetti pericolosi, soggetti violenti, di soggetti seppur minori ma dalle capacità comunque di poter organizzare quello che è successo. Quindi bastava semplicemente intervenire prima, separarli, allontanarli dalla struttura. Era una struttura fatiscente, vetusta, da chiudere, con alcuni aspetti a parere mio vicino a situazioni inumane. Faccio un esempio: vi era il piatto della doccia che all'occorrenza diventava il water, e quindi io ho segnalato questo ai superiori uffici che magari oggi sono lì a fare l'ispezione e mi hanno detto che era tutto normale. Per me non è normale. Insomma, per il SAP c'è poco da stupirsi nelle ore in cui il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Venezia, articolazione del Ministero, sta tentando di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità interne. C'è un'ispezione in corso, adesso andranno a vedere un po', sicuramente sentiranno i colleghi cosa è successo, il perché, insomma, e quindi cercano di costruire quanto già è tutto chiaro. Ripeto, magari cercheranno di deviare. Io mi auguro che mi stia sbagliando, ma l'esperienza mi insegna sempre che quando succedono queste cose qui si cerca il colpevole facile da porre sul banco degli imputati e via. I giovani detenuti si trovano ora in strutture del Sud Italia, mentre sulla vicenda sta indagando anche la Procura dei minori di Venezia. Restiamo nella Marca trevigiana, dove oggi è arrivata la vice ministra agli affari esteri Sereni, che ha visitato l'impianto di Contarini in un'ottica di cooperazione internazionale in tema ambientale, ma è stata anche l'occasione per fare con lei un punto sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dell'Italia, soprattutto nella partita diplomatica. L'Italia è comunque in prima fila per cercare di convocare una conferenza di pace. Il nostro paese è dunque pronto ad ogni sforzo diplomatico per riportare la pace in Ucraina al 50° giorno di guerra. È la vice ministra agli affari esteri Marina Sereni ad inquadrare il ruolo dell'Italia quando proprio la diplomazia sembra lasciar spazio solo alle armi. E a proposito dell'invio di armamenti anche da parte del nostro paese, la vice ministra ribadisce: noi stiamo aiutando un paese sovrano a difendere il suo territorio, il suo popolo, i suoi confini. Detto ciò, non siamo ovviamente per espandere questo conflitto, non siamo per continuare all'infinito questo conflitto. Ma per l'onorevole Sereni non bisogna chiudere nemmeno il più piccolo spiraglio di diplomazia.
continuiamo a percorrere tutte le strade possibili per la diplomazia. È anche vero che tutte le aperture che in questa fase sono state fatte anche dal presidente Zelensky per potersi sedere attorno al tavolo, fermare la guerra, fermare il massacro dei civili, non sono stati accettati dalla controparte, cioè è la Russia che deve smettere di aggredire questo paese. Serve un cessate il fuoco, dice la viceministra, e le sanzioni alla Russia vanno proprio in questa direzione. L'Italia è parte di questo sforzo, la diplomazia italiana non si è mai fermata, siamo stati individuati dagli stessi ucraini come uno dei paesi garanti qualora si riuscisse a tornare al negoziato e ad andare avanti lungo la strada della neutralità dell'Ucraina, garantire in questo modo la loro sicurezza, quindi l'Italia c'è. Adesso un episodio di omofobia che arriva dal Vicentino. Lascia una recensione al locale lamentandosi della presenza di una coppia gay. La replica dei gestori sui social in cui invitano il cliente e quelli che la pensano come lui a non presentarsi più. Invitiamo questa persona a non presentarsi più nel nostro locale e con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro coloro che la pensano allo stesso modo. È la posizione presa dai gestori di una nota bruschetteria del Vicentino nei confronti della recensione di un cliente che lamentava la presenza di gay nel loro locale e che ha scritto: "Mi hanno messo a mangiare a fianco dei gay, sinceramente non mi sono sentito a mio agio durante la consumazione". Vicenda diventata virale sui social in cui i gestori hanno replicato al post con l'invito a non tornare. Intanto il canale, l'influencer delle canzoni dedicate alla vendemmia e dei video sulle bellezze della terra trevigiana e veneta, serio per una volta nel dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. Non il solito post con una foto o un video divertente, questa volta sui social il canale, l'influencer del quartiere del Piave da migliaia di follower, ha voluto raccontare se stesso e fare coming out. A volte la sorpresa non è dentro l'uovo ma vederlo rotto, scrive Nicola Canal, raccontando delle rotture, delle crepe a cui lui stesso fin da ragazzo ha cercato di porre rimedio, tentando, scrive, di diventare da grande famoso e ben voluto. Desideravo solamente che più persone potessero complimentarsi con me, con i miei amici e con la mia famiglia per farmi perdonare la mia omosessualità. E prosegue: per arrivare a capire che non c'era nulla di cui farsi perdonare mi ci è voluto tanto, troppo tempo. Per compiacere il prossimo ho indossato così tante maschere fin dall'adolescenza da farle diventare parte di me. La recitazione, scrive ancora, come mezzo per rendere più facile l'accesso al cuore di persone che si sarebbero chiuse conoscendo una parte di me per loro scomoda. Finalmente oggi mi è chiaro però che prima di compiacere gli altri vorrei piacere a me stesso. E il post ha raccolto in poche ore migliaia di mi piace e messaggi di sostegno e apprezzamento per il coraggio e la franchezza. Parliamo ora di sanità con l'inaugurazione questa mattina dei nuovi locali del pronto soccorso e del reparto di anatomia patologica dell'ospedale di Rovigo, 10 posti in più per la medicina d'urgenza completati in soli 3 mesi. Una migliore condizione, una superficie più ampia sicuramente concorre e partecipa a quella che è la vera mission del pronto soccorso. Ampliato in soli 3 mesi, nuovo traguardo per la sanità rudigina con l'inaugurazione questa mattina dell'ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo. Una struttura che registra ogni anno oltre 40.000 accessi, 700.000 euro in opere edili, arredi e attrezzature finanziate dalla Regione. Si tratta di investimenti fondamentali per la sanità del territorio, per il nostro ospedale, in particolar modo perché si investe nel pronto soccorso, che è il biglietto da visita che rappresenta prima di tutte le altre strutture il funzionamento della nostra sanità. Il nuovo modulo amplia l'offerta di spazi con 10 posti letto. È controllato dal sistema di videosorveglianza, dal circuito di gas medicali e tutto a misura di disabilità. Ci siamo dati delle priorità rispetto al finanziamento regionale di 40 milioni di euro da destinare all'ospedale di Rovigo. Come priorità abbiamo iniziato dal pronto soccorso in quanto è una struttura veramente sacrificata in termini di spazi. Ma l'ospedale di Rovigo amplia anche l'unità operativa di anatomia patologica, un investimento di quasi 700.000 euro per lavori strutturali, arredi e attrezzature. L'anatomia patologica è un servizio che fornisce delle diagnosi sull'analisi dei tessuti e delle cellule, prevalentemente in ambito oncologico.
Noi ci dedichiamo alla diagnostica oncologica, ci dedichiamo alla definizione della gravità delle malattie e delle possibili cure che le malattie oncologiche possono avere. La sicurezza del paziente, la sicurezza degli operatori con impianti di condizionamento e di cambio d'aria adeguati e con strumenti molto performanti. La sicurezza dei pazienti con un sistema di tracciabilità informatica che segue il campione biologico di ogni singolo paziente in tutte le fasi della sua lavorazione fino alla diagnosi. Il tutto per rispondere sempre di più a quelle che sono le bisogni di salute dei cittadini. E poi a Padova con un record di 17 trapianti in 48 ore con pazienti arrivati da tutta Italia che hanno visto impegnati oltre 150 operatori e più di 15 equip chirurgiche. Numeri da record per l'azienda ospedale Università di Padova, con il trapianto di 17 organi in 13 pazienti in 48 ore, evento mai avvenuto prima in Italia. Tutto da effettuare necessariamente in pochissimo tempo. L'espianto degli organi, fegati, reni, polmoni, cuore arrivati da Padova, Mestre, Vicenza e Trieste e poi la chiamata nel cuore della notte ai pazienti in lista d'attesa, alcuni dei quali sono dovuti partire da lontano, perfino dalla Calabria. Il primo pensiero va ai donatori, no? A persone che hanno perso appunto la vita e quindi il ringraziamento va alle famiglie di queste persone che ci hanno permesso appunto di espiantare gli organi. Poi il risultato dal punto di vista appunto del trapianto è veramente eccezionale. Il mio ringraziamento va innanzitutto alle famiglie dei donatori, straordinari, fantastiche, 17 trapianti in poche ore sono veramente un grande risultato. Poi all'organizzazione, alla struttura dell'azienda e poi lasciatemelo dire ai miei professionisti. La criticità maggiore sono i tempi, perché noi con gli organi abbiamo dei tempi ridotti e quindi bisogna velocizzare al massimo. 4 i grandi ambiti chirurgici, la chirurgia generale, quella dei trapianti di rene e pancreas, la cardiochirurgia e la chirurgia toracica. Nelle 48 ore coinvolti 150 operatori, tra medici, infermieri, tecnici e molto altro, richiamati da casa o che hanno allungato i turni di lavoro. Per il polmone ne abbiamo fatti 3 praticamente in 48 ore, ma la possibilità di fare questo è perché ho un'equipe di persone tutte autonome nel saper fare questo tipo di attività. Questo è una cosa importante, questo ospedale molto grande con dietro l'università ha proprio questo. Non ci sono più cuori a disposizione per essere trapiantati perché la morte cerebrale post-traumatica fortunatamente si è azzerata. E quindi i donatori in morte cerebrale sono donatori per cause emorragiche o ischemiche che naturalmente vanno incontro a queste problematiche se hanno dei fattori di rischio. Padova è tra le primissime regioni in Italia, in pratica dietro al solo Piemonte, in crescita i trapianti pediatrici e ora il riassestamento dopo l'emergenza Covid, perché oltre all'impegno delle ultime 48 ore c'è tutta l'attività chirurgica di routine da seguire. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare del battesimo, del volo del nuovo marchio dell'intesa programmatica d'area terre di Asolo e Montegrappa, portato su un parapendio biposto da alcuni sindaci tra Borso e Romano Dezzelino, dove dopo 2 anni di stop è in corso il trofeo di volo libero. Dai sindaco, di qualcosa? Beh, è una bellissima esperienza, invito tutti a provarla. E da quassù il panorama è bellissimo e molto molto bella, e anche Borso, veramente bella. È una splendida giornata di sole ad accompagnare il volo inaugurale su parapendio biposto delle vele con il nuovo logo dell'intesa programmatica d'area Terre di Asolo e Montegrappa. Con gli istruttori la vice sindaco di Mussolente, i sindaci di Romano Dezzelino e di Borso del Grappa, i comuni dove dopo 2 anni di stop causa Covid i cieli tornano a tingersi dei colori del trofeo Montegrappa. Lei non era al battesimo del volo, le sue terre le aveva già viste dall'alto? Le avevo già conosciute ed apprezzate, però è stata una bellissima esperienza riviverle oggi con questa splendida giornata e poi in compagnia di tanti amici, di tanti colleghi. Una terra dalle grandi potenzialità che da anni lavora in sinergia con l'obiettivo di diventare destinazione turistica e che dal settembre 2021 si è arricchita del riconoscimento di riserva biosfera UNESCO per il Monte Grappa, come spiega il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampini,
Chin, attuale presidente dell'IPA Terre di Asole e Montegrappa. 14 comuni, forse 15 perché anche Altivole è in procinto di entrare nella nostra intesa programmatica, ma soprattutto anche le associazioni di categoria, per cui un territorio che vuole dimostrare di essere coordinato, di offrire al turista un turismo che è di livello. E sono questi i valori rappresentati nel nuovo marchio d'area che ripropone e ridisegna le emozioni di questa terra come battiti del cuore. Le torri, simbolo dei borghi, la montagna, le colline e le vie con i due grandi fiumi, il Brenta e il Piave. Un territorio che ha molto da offrire, non soltanto il volo libero, ma anche enoturismo, gastronomia, natura, cultura. Enogastronomia, cultura e sport, i punti di forza di un territorio in cui i cittadini si aspettano che adesso tutti i sindaci si uniscano per la difesa della sanità locale. Anche attraverso l'attività fieristica si avverte il ritorno alla normalità e dopo Agrimont il quartiere di Longarone è pronto ad ospitare una nuova edizione dell'evento Caccia, Pesca e Natura. Torna Caccia, Pesca e Natura, torna in presenza e torna con numeri che fanno ben sperare. 100 aziende da 9 regioni e 10 paesi esteri. Caccia e pesca sono però prima di tutto ambiente e natura, che è uno dei temi fondamentali che sta seguendo Fiera di Longarone. Ho ricordato poco fa Agrimont, che si è appena svolta con tantissima partecipazione e presenza, ma ho ricordato anche la prossima Fiera delle Foreste, Boston e Nord-Est, che avremo a settembre. Quindi ambiente prima di tutto. Importante anche la presenza degli enti pubblici, dalla regione Veneto alla provincia di Belluno a quelle di Ossola e Sondrio. Nei giorni 23, 24 e 25 aprile ci sarà di tutto per parlare di tutto, dal lupo al piano faunistico venatorio, dagli ungulati alla tassidermia, dalla carta ittica regionale al monitoraggio delle lepri. Un momento particolarmente importante, soprattutto dopo quanto passato in pandemia. Durante la pandemia queste attività, al di là proprio del lockdown in cui non si poteva uscire di casa, le persone potessero uscire in natura ad avere questo interesse, è stata un'attività salvifica proprio per l'equilibrio psicofisico degli uomini. E quindi io ritengo che sia stata veramente una possibilità per questa società avere questo tipo di interesse. Il verdetto verrà dalle presenze. Pur se anche un lieve calo rispetto alle edizioni prepandemiche è stato messo in conto, ci si aspetta comunque arrivino almeno 13.000 persone. Siamo in chiusura, ma prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento questa sera con una nuova puntata della Zanzega con Ivo Gallo e Lele Marcassa, che ci accompagneranno alla scoperta di alcuni luoghi magici del Friuli Venezia Giulia come Sesto Reghena e Cordovado. Un viaggio tra storia, paesaggi, arte e gastronomia, tra mulini e paesaggi UNESCO. L'appuntamento dunque per questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con una nuova puntata della Zanzega. È davvero tutto, ora vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in lieve calo. Sabato avremo infatti qualche disturbo, ma venerdì 15 aprile il tempo si manterrà tutto sommato buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto tranquillo, tanto sole con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento con occasionali acquazzoni sui rilievi. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi, massime tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo limpido, sui monti bello al mattino, variabile dal pomeriggio con qualche pioggia, venti a regime di brezza con bora sulla costa. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 19 e 23 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui schiarite più ampie al mattino, alternate ad annuvolamenti. In serata isolati piovaschi sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime infine sui 25-27 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.